Solo in Veneto ci sono 11.000 capannoni dismessi in attesa di rivalutazione di un uso diverso o di una demolizione per creare spazi di nuova socialità nei nostri centri urbani. Un dato importante rivelato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, che ha pubblicato una recente indagine di Confartigianato Veneto in collaborazione con la Regione e l'Università UAV, e che vede migliaia di capannoni in disuso nel nostro territorio, un patrimonio industriale dal valore consistente. Tema di cui si è discusso anche durante la quarta tappa di avvicinamento al Congresso Nazionale degli Architetti alla Marittima. La necessità è quella di concentrare la nostra attenzione sulla creazione di posti di lavoro a tutti i livelli e soprattutto delle nuove generazioni. E noi abbiamo una caratteristica di piccoli capannoni, piccoli e medi capannoni. Abbiamo degli esempi di insediamenti di società internazionali che cercano anche grandi spazi. Io credo che un progetto di architettura che riprenda in considerazione queste architetture ormai fuori uso possa essere possibile per poterli rivalorizzare, rincludere in un progetto legato anche alla riorganizzazione della mobilità nella nostra regione. Ci vuole una visione complessiva del nostro modo di abitare, della qualità, della necessità di innalzare la qualità della vita nei nostri territori.